buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano, eccoci qua per una nuova puntata, è mezzogiorno in punto da noi e io sono pronta anche oggi per darvi il benvenuto nella nostra famiglia. Vi ricordo subito di visitare il nostro portale, il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Saluto ovviamente anche oggi chi ci assiste dalla regia, cioè il nostro Niccolò e le nostre due bellissime ragazze della redazione che sono Marzia e Sonia. Oggi andiamo a New York perché vi porteremo a conoscere una bravissima attrice teatrale con 20 anni di carriera alle spalle. Non la voglio ospitare subito perché oggi ve la voglio presentare così. I saw my husband tattoo rose on me, on my breast. When I saw him, I understood I was pregnant. It's incredible. You don't know what it means to me. It's like a gift. Yes, I have already one daughter, but what happened to me now is like something magic. Ecco, ve l'ho voluta presentare così, ospite oggi per Io Compro Siciliano live in diretta da New York. Questa bravissima attrice, come dicevo prima, che ha veramente 20 anni di carriera alle spalle, non solo di teatro, ma di altro, ce lo racconterà tra poco. Benvenuta Eleonora Micali. Buongiorno, buongiorno a voi e buona alba a me. A New Allora, York sono le 6 del mattino, quindi esatto, in diretta da New York dove sono le 6 del mattino, Eleonora si è dovuta svegliare presto per noi. Grazie Eleonora per questo regalo. è un piacere, quindi insomma si fa, si fa. Ecco. Allora, sei a New York dove tra poco ci dirai che cosa stai facendo di bello in questo periodo, ma intanto partiamo dagli inizi, così ripercorreremo la tua carriera in questi nostri 20 minuti che abbiamo a disposizione. Allora, tu già da piccola avevi intenzione di fare l'attrice, esatto? Assolutamente, io a 4 anni dissi che da grande avrei fatto l'attrice con una convinzione che non era di questo mondo e neanche di una bambina di 4 anni, sai, a 4 anni tutte le bambine vogliono fare le ballerine, le modelle e io dissi che volevo fare l'attrice nonostante fossi una bambina molto timida. Però sai, il teatro, la performance, il diciamo trasformarmi o comunque recitare dei personaggi mi dava quella possibilità di incanalare questa timidezza e regalare insomma tutto quel mondo interiore. E tra l'altro tutti so che erano veramente molto stupiti già dalla tua bravura a 4 anni. Tra l'altro tu hai fatto nella tua vita quello che era il sogno di tuo Eh. papà, no? Ah, sì, sì, certo. Allora, mio papà, insomma, viene soprannominato Geppetto, perché anche lui è un artista del legno, ma lui quando aveva 18-19 anni, disse al padre, insomma, che voleva andare a Roma con il cugino a fare l'attore. E io ti dico questa cosa in siciliano, il padre siciliano ci disse, ma quale attore, va a sapere che è la muratura che ti ricrei. E lui ancora oggi dice: "Ma ricriai tutta la vita, mi stai ancora ricreando". Quindi diciamo che, sicuramente lui mi ha passato forse questa passione, questo modo di vivere la vita. E tra l'altro appunto non ti ha ostacolato perché questo era il suo sogno, quindi quello che non è riuscito a fare lui sei riuscita a farlo tu. Assolutamente, assolutamente. Mio papà è il mio più grande fan e mi ricordo che quando io decisi poi di trasferirmi a New York, insomma, lui non prese questa decisione molto, diciamo, molto bene e quindi insomma era un po' così arrabbiato. Poi io, sai, è una vita che vivo in giro per il mondo. Ho lasciato la Sicilia che avevo 18 anni, la prima tappa è stata a Roma, dove ho vissuto 13 anni, dove diciamo mi sono formata, scoperta e dove ho fatto il più della mia carriera artistica.
teatralmente, ma ho fatto anche delle cose in televisione, al cinema. Però quando poi mi sono trasferita a New York, ormai lui dice, ah sì, mia figlia è l'americana, quindi vedi come, Certo. come cambiano poi le cose, no? È vero. Allora, dopo il diploma tu hai già anticipato, ti sei trasferita quindi a Roma dove hai frequentato l'Accademia di Teatro La Scaletta e da lì Sì. poi piano piano sono arrivati anche gli incontri con dei registi che ti hanno aiutato e Impor- supportata tantissimo. Importanti. Io il mio percorso è iniziato a Roma, e, dove ho incontrato, dove ho avuto anche la fortuna di lavorare con dei grandi registi. Ho lavorato anche al Teatro Greco di Siracusa, che insomma ha una doppia valenza, no? Certo. Attrice da siciliana. E, quello di Tindari, i Templi di Pesto, ma poi ho sempre fatto le protagoniste, monologhi. E poi diciamo che nel 2012 c'è stato un incontro artistico molto importante nella mia vita, con il mio partner artistico in crime, Stefano Maria Fammi Palmitessa, test. eh, che insomma il regista e l'autore dei monologhi Una donna fantasiosa, un nonologo, e Una donna fantasiosa, un manatologo. E Ecco. poi E appunto di questi monologhi, tra l'altro, io vorrei parlare. Allora, tu nella tua vita veramente hai girato tantissimi teatri, no? Quindi parlavi prima anche del teatro greco di Siracusa. Tra l'altro, tu sei di Lentini. Abbiamo sì, messo questa cosa, ma lo diciamo adesso. I tuoi monologhi sono dei monologhi come? Ci sono monologhi drammatici, monologhi anche un po' no, più comici. allora, i miei monologhi sono biografici, Ok, perché tu devi sapere che la mia vita è, io è come se fossi sul set o on the stage, 365 giorni l'anno, ehm, perché tutto quello che mi succede è molto surreale, particolare. Quindi diciamo che prendendo spunto da tutto quello che è successo nella mia vita, infatti Una donna fantasiosa, un monologo, perché di solito si chiama monologo, ma noi diciamo un monologo perché l'ho dedicato a mia nonna, che è la mamma di mamma, che è la persona che mi ha cresciuta. E, e comunque questi monologhi sono brillanti, sono comici, perché diciamo che dal dramma poi nasce la comicità, e quindi certo. tutto quello che mi succede quando lo racconto la gente ride, però sai, quando lo vivi è un po' diverso. E quindi mi ricordo che quando io poi decisi di trasferirmi a New York, parlando con Palmitessa, gli dissi, sai, facevo tante riflessioni, no? Diceva, ma vorrei portare qualcosa ehm, di forte, di importante, e quindi valutavo i grandi autori. Poi a un certo punto ho avuto come un'illuminazione, ho detto, ma io devo portare qualcosa di mio, Brava. anche perché non per dire, ma veramente quello che è successo nella mia vita, quello che mi continua a succedere tutti i giorni, sono delle cose proprio surreali. Quindi ho detto, perché scrivere delle cose che non sono vere, in quanto io ho un materiale che poi ovviamente ho buttato Basta. giù tutti questi aneddoti, li ho passati a Palmitessa, il quale poi ha scritto la drammaturgia teatrale, e quindi sono partita con Questa donna fantasiosa, un monologo, e qui a New York ha avuto un successo enorme di stampa, di audience, perché è recitato in italiano, in siciliano, perché il siciliano ovviamente è il mio colore, Certo. con un'incursione in altri dialetti, perché io parlo diversi dialetti, ehm, con i sottotitoli in inglese. Ok. Poi, dopo questo primo monologo che ha avuto tutto questo grande successo, ci siamo un po' montati la testa, sai, mi monto Ovvio. la testa, ho detto, vabbè, ma allora adesso dobbiamo Facciamo il andare secondo. avanti.
sì, e da lì è nato il sequel, Una donna fantasiosa, un manatologo, perché Manhattan, cioè quindi la zona di New York, siccome è tutto ambientato a New York, e questo è recitato in italiano, in inglese, in siciliano sempre, Brava. non funziona nei dialetti, e sempre sottotitoli in inglese, e comunque stiamo lavorando a un terzo. Ecco, e tra poco ce ne parli del terzo, intanto io direi di vedere questo bel video che riguarda proprio i tuoi monologhi. Andiamo. Siamo alle prove. Sacco la scala bizzosa, lei una bella ragazza, senza voce né talento, regalati pompa. Sta sdurro. Allora quando una sagoma che spingeva un carrello nella luce abbagliante del giorno rapì la mia attenzione. No, è lui. No, non è lui. Ma sì, baby. Baby. E chi può morire? Come si combinano le attrici? No, vabbè, divertentissima. Allora, abbiamo visto una piccola parte di questi tuoi due monologhi, una donna fantasiosa che nonologo, ovviamente, e poi una donna fantasiosa manatologo da Manhattan. Quanto tempo fa ti sei trasferita tu a New York, Eleonora? Il 30 giugno sono 4 anni, perché comunque ho dovuto fare ovviamente tutta una petizione, poi ho preso la green card per le mie straordinarie ability d'attrice, e poi finalmente mi sono trasferita, e ovviamente come tutti i grandi trasferimenti non è stato facile, diciamolo, perché è importante far capire che nessuno ci regala niente, tutto quello che uno poi conquista sono veramente delle conquiste, c'è un grande lavoro dietro, e questa è ancora l'America, la terra delle opportunità. È una Ecco. terra che, se tu sei talentuosa, hai voglia di lavorare, hai voglia di fare, è una terra che veramente ti può dare delle grandi opportunità. E quindi No, tra l'altro diciamo, Eleonora, scusa, qualcuno magari dice, vabbè, fa l'attrice, che questo fa l'attore, ma diciamo che comunque questo mestiere, perché è un vero e proprio mestiere, richiede tantissimi sacrifici, no? assolutamente, assolutamente. Io questo infatti lo dico sempre nelle mie interviste, perché non voglio, insomma, perché a volte, sai, si pensa, perché e dicono, ma quella è una bella attrice, quella oppure è una bella ragazza, può fare l'attrice. Ma l'attrice è l'attrice, l'attore è l'attore, non è la modella. Allora, se uno vuole cercare una persona bella, ce ne sono tantissime, ma l'attore è un mestiere dove non si finisce mai di imparare, dove non si finisce mai di studiare, dove c'è un continuo lavoro costante, costante. Questa cosa va detta, perché di solito, e poi soprattutto in Italia purtroppo c'è il grande problema che il settore spettacolo, sotto tutte le forme, non è concepito come un Dovrebbe. lavoro. E in America invece è tutto veramente, c'è una grande stima dei lavoratori dello spettacolo, un grande rispetto, ci sono delle union, cioè comunque sono riconosciuti come lavoro. Però dico sempre, c'è tanto
tanto, tanto lavoro e tanti sacrifici, perché Altro che. non si finisce mai. Guarda, io per me quando perché io a un certo punto ho fatto il bilancio della mia vita artistica in Italia, quest'anno ricorre il 20° anno della mia carriera artistica. E, comunque a un certo punto, dopo 13 anni che ero a Roma, dopo aver toccato le cime più alte del teatro, cioè essermi veramente realizzata teatralmente, poi come dicevo prima ho fatto delle cose al cinema, in televisione, delle piccole cose, ma quando ho capito, dopo vari provini per il cinema, dove superavo i primi provini, callback, 2, 3 provini, presa dal regista e poi Sì, a un certo punto spariva tutto perché, insomma, perché il ruolo veniva affidato a qualcun'altra. Allora a quel punto ho fatto un bilancio e ho detto, allora le cose sono due, o rimango e so che la situazione è questa e questa. quindi quello che io voglio fare magari non potrò farlo, anche perché Certo. cioè, nel senso che non dipende poi a quel punto da te, capito? Quindi ho detto, poi io avevo in mente questa cosa dell'America, io ho avuto sempre, Eh sin da sì. quando ho iniziato a studiare alla Scaletta, all'Accademia di Cinema e Teatro a Roma, ho sempre avuto questo feeling dentro di me che se fossi andata in America, insomma, avrei raggiunto dei livelli alti, soprattutto poi a me piace anche fare il cinema di un certo tipo, Certo. e non è fare la protagonista per dire faccio la protagonista, perché io non ho di questi divismi, non mi interessa, ma solamente per una crescita proprio personale, artistica, proprio il poter dare qualcosa veramente di importante tramite un personaggio. E quindi lì poi ho deciso di trasferirmi e il trasferimento non è stato per niente facile. È stata Immagino. e io dico sempre che sono partita con la valigia di cartone, cioè la faccio un po' drammatica, però devo dire In effetti è così. che non era In- lontano da quello. Capisco. E, però Eleonora, ci ti dico fermiamo una 15 cosa. secondi e poi me la Sì. dici. Ok, Ok. perfetto. Vi ricordiamo ovviamente il più grande marketplace tutto made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com. Stavi per dirmi una cosa, Eleonora? Siamo Sì, addirittura d'arrivo, tra l'altro, vai. ti stavo per dire che se ritornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto. Brava. Quindi, quindi assolutamente, io quando ci sono le mie coetanee, le mie amiche, non diciamo l'età, anche se ormai con la biografia la sanno tutti, comunque mi dicono, ah, oddio, vorrei ritornare a quando avevo 18 anni. Io dico, Madonna mia, no, per favore, cioè dovrei rifare tutto di nuovo da capo. No, 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 assolutamente. Nessun Bisogna, rimorso, nessun rimpianto, mai. bisogna andare avanti. Io poi sono una persona molto, molto determinata, ho le idee molto chiare, so quello che voglio, so dove sto andando e quindi si va per quello. Grande Leonora, mi stavi parlando prima tra l'altro anche del terzo monologo, tra l'altro che credo tu ci abbia studiato su durante il periodo del lockdown, perché mica sei Sì, stata ferma durante lì a il pettinare le periodo del bambole. lockdown diciamo che non mi sono mai fermata e quindi ho iniziato a buttare giù questi aneddoti perché tu devi sapere che diciamo, tra New York, quando sono venuta nel 2013 e nel 2014 per, insomma, sondare un po' il terreno e poi ho avuto la conferma che era quello che io, insomma, pensavo. Cioè, prima sono venuta qui, poi è partita tutta questa petizione per avere la green card e in quel periodo io ho vissuto pure a Londra. Ho vissuto a Ecco, Londra, ho vissuto a Malta, sì, io sono
una cittadina del mondo. E quindi il terzo monologo si chiamerà sempre Una donna fantasiosa, ovviamente. Ovvio. London, Londra, London, londonologo, perché sarà tutto basato a Londra. E non ti dico tutto quello che non è successo pure lì, ti lascio Immagino. solo immaginare. Recitato in, questa volta, siciliano Tutto in credo inglese, sempre. tutto in inglese perché c'è l'evoluzione dell'artista, no? Il Certo. primo italiano, siciliano, incursione nei dialetti, il secondo italiano, siciliano, inglese, incursione nei dialetti, il terzo tutto in inglese. E Ecco. quindi sicuramente sempre con qualche punta di siciliano, perché io sono una siciliana di quelle che è andata via, che però ha un legame fortissimo con la propria terra, un legame Immagino. fortissimo. Le proprie radici, dalle proprie radici non ci si può staccare mai. Eleonora, tra l'altro, ci sono dei saluti da spedire in giro per il mondo, vedo che ci stanno seguendo un po' ovunque. Angelo, buongiorno, buongiorno anche a te, grazie. Buongiorno dalla Spagna, scrive Saro Gallo, buongiorno anche agli amici spagnoli. Marzia che saluta la nostra fantastica ospite, ovviamente i saluti sono tutti per te. Buongiorno, saluti dalla Slovacchia, hai visto che bel popolo, Giuseppe Trento, quindi salutiamo i nostri italiani in giro per il mondo. Buongiorno, io compro siciliano, ciao Cristina, sempre ospiti meravigliosi. È vero, Bucchieri salvo, grazie. E salutiamo anche tutti gli altri, man mano verrete salutati tutti, perché siamo tra l'altro addirittura d'arrivo, già siamo a 20 minuti e oltre, ma Eleonora, io so che tu Bisogna dirlo, hai qualcosa, bisogna qualche dirlo. sorpresa per noi. Allora, da questi 3 monologhi, Ecco. sempre il mio partner in crime, Stefano Maria Palmitessa, allora a un certo punto ci siamo proprio montati la testa, abbiamo voluto sbaragliare tutto e tutti, abbiamo detto scusa, ma questi sono diciamo dei testi, abbiamo in mano proprio un lingotto, quindi ho detto qui dobbiamo fare qualcosa di importante. Allora Stefano Maria Palmitessa ha scritto uno screenplay che nasce da questi 3 monologhi e partirà, diciamo, dal Manatologo, quindi la prima stagione che sarà tutta basata a New York e sarà una trilogia. La seconda stagione si torna indietro in Italia, in Sicilia, a Roma, dove questa donna fantasiosa è partita, per andare alla terza stagione che sarà tutta basata a Londra. E il titolo è An Orange to Red e Ecco. sarà la nostra trilogia per Netflix, ma non posso dire altro. Perfetto, Io ma ci sono dentro anche le arance di Lentini, mi pare di aver capito, no? Ma le arance di Lentini sono io, l'arancia troppo rossa, l'arancia che ormai era matura e che doveva andare Brava. no, per seguire la sua carriera, la sua vita e per portare questo succo, questo profumo, questa identità. Grazie Eleonora, un'altra eccellenza, un'altra meraviglia, tutta siciliana a New York. Adesso, Eleonora, io ti auguro ovviamente, vabbè, in teatro si dice in un altro modo, però diciamo in bocca al lupo, Io ok? dico sempre viva il lupo. Anch'io, e ci siamo. In bocca al lupo per tutto, attendiamo quindi questa serie che partirà in autunno su Netflix. E speriamo di incontrarti ancora una volta presa. A questo punto ti devo dire buonanotte, Eleonora. Sì, infatti adesso io mi strucco e vado a dormire. Grazie mille a voi, veramente grazie per avermi ospitata e saluto Grazie a tutto il te. pubblico di Io Compro Siciliano. Grazie mille e alla prossima. E grazie a Grazie te. Eleonora, ma grazie a te. Un bacio grande. Buonanotte Eleonora, grazie per questo regalo che Ciao. ci hai fatto perché non è stato semplice, alzarsi alle 4 del mattino per essere poi presente qui con noi e mezzogiorno lì saranno le 6:30, quindi È un grazie. piacere. Alla Grazie mille, a prossima. presto. Ciao, alla Ciao, ciao, prossima. ciao, ciao.
Eccoci qua arrivati al termine, mezzogiorno e 24 minuti, grazie anche oggi per essere stati in mia compagnia. Io compro siciliano live, ritorna domani a mezzogiorno con la classica rubrica del venerdì, letto e sottoscritto. Grazie Nicolò e regia, Marzia e Sonia redazione, noi ovviamente ci ritroviamo domani a mezzogiorno. Grazie a voi, un bacio, ciao, sigla!